Buonasera e bentrovati in Fatti Nostri. Apriamo, prima di presentare il tema di questa sera, che chi ci ha seguito nel corso della settimana lo sa, parleremo in maniera particolare di strade, parleremo di sviluppo, ma parleremo anche di politica, visto gli ospiti che abbiamo questa sera. Dicevo però subito una notizia triste per la Chiesa Triveneta, che è arrivata in redazione solo poco fa. È morto oggi all'Opera della Provvidenza di Sarneola di Rubano, in provincia di Padova, il vescovo emerito Monsignor Martino Gomiero. Era nato a Castelnuovo di Teolo, sui Colli Euganei, 85 anni fa. Sacerdote padovano dal 1948, era stato eletto vescovo di Velletri Segni, in Lazio, nel giugno del 1982 per una mezza dozzina d'anni, prima di essere poi trasferito alla sede di Adria Rovigo, dove è stato vescovo dall'88 al 2000, quando ha rinunciato alla cattedra episcopale per raggiunti limiti di età. Da qualche tempo era ospite dell'Opera della Provvidenza, le sue precarie condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi 2 mesi. Una notizia che naturalmente rattrista la Chiesa, ma rattrista anche quanti, in maniera particolare in diocesi di Adria e Rovigo, lo hanno conosciuto per la sua sensibilità verso quella sua terra adottiva, diciamo così. E dunque una notizia che rattrista tutti. Ma veniamo al tema di questa sera, di Fatti Nostri, che pone una domanda, la domanda che poniamo come in ogni puntata di questo nostro programma, e la domanda è: dove portano le strade venete? Ammesso che quelle che ci sono bastino, basta il passante, e qual è l'idea di sviluppo futuro? È una puntata che dedichiamo a una sorta di bilancio di una legislatura regionale che si avvia ormai verso la fine, ma anche a gettare così qualche idea su quello che può essere lo sviluppo futuro, le idee che magari costituiranno un po' programma nel corso della campagna elettorale. Parleremo anche di politica, visto gli ospiti che abbiamo questa sera, che vi presenterò tra poco. Prima però vediamo il servizio di attualità di questa settimana che ci porta a parlare di questo tema, vale a dire l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell'A4, che ha visto riunite le 2 regioni maggiormente interessate a questa opera, vale a dire il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e lo sentiamo in questo servizio di Cristina Pagnin da Venezia. I tempi sembrano davvero certi. Con 2 incontri, prima a Meolo e poi a Portogruaro, i 2 assessori alla viabilità del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il commissario per l'emergenza in A4 e i rappresentanti di Autovie Venete hanno ufficialmente consegnato alle ditte costruttrici i lavori per la progettazione e la realizzazione del nuovo casello di Meolo e del primo lotto della terza corsia sulla A4, il tratto Quarto d'Altino San Donà di Piave. Adesso vengono consegnati i cantieri, le ruspe le vediamo all'inizio del prossimo anno, in 3 anni e mezzo, 4 vengono completati. Quindi un'ulteriore opera nel nostro territorio che accompagna quelle che sono state le promesse, ma accompagna soprattutto quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini, quello di potersi trasferire in maniera più veloce, senza code e in totale sicurezza. Gli ostacoli più gravi, come le controversie sugli espropri agricoli, sono stati superati con appositi accordi con la CIA e la Coldiretti. Gli altri inevitabili problemi verranno risolti di volta in volta, sfruttando il modello che ha funzionato per il passante di Mestre, quello del commissario straordinario. È il primo grande tratto della terza corsia, che si aggiunge a quello che abbiamo già consegnato e i cui lavori partiranno il 12 dicembre della Villesse Gorizia. Quindi questa è la dimostrazione, come ha già fatto con grande capacità Giancarlo Galan qui in Veneto, di dimostrare che quando si vuole le opere si possono fare. La scelta del governo di commissariare attraverso la mia persona questo percorso si conferma oggi un motivo di soddisfazione per me, ma anche una soddisfazione per la comunità, perché finalmente si vedranno le ruspe, si vedranno i cantieri di una delle opere più importanti per il Paese. In tutto i lotti saranno 5 e il costo dell'opera si aggirerà intorno ai 2,3 miliardi di euro stanziati da Autovie Venete in regime di autofinanziamento. Ovviamente i pedaggi saliranno. Entro il 2017 potranno aumentare fino a un massimo di 83 centesimi al chilometro, in modo da allineare le tariffe a quelle in vigore sul passante.
Ecco un modello che ha funzionato, punto di domanda. Certamente il risultato c'è stato, che cosa basta, che cosa serve ancora? Ne parliamo con 4 esponenti del Consiglio regionale del Veneto che vi presento subito. Sono Federico Caner, vicepresidente del gruppo consigliare Veneto della Liga Veneta Lega Nord, e poi abbiamo Raffaele Zanon di Alleanza Nazionale, vicepresidente anche lui del gruppo consigliare, Franco Frigo del Ulivo, Partito Democratico, e poi Pietrangelo Pettenò, Rifondazione Comunista, presidente, ma d'altra parte non è stato difficile. Allora, sarà anche l'occasione questa sera, e qui partiremo, sicuramente poi il nucleo centrale del nostro programma è dedicato al tema che vi ho presentato, ma parleremo anche di politica, a cominciare da ciò che è capitato nel corso di questa settimana, e sentiremo i loro punti di vista, i loro pareri. Tutto questo tra poco, dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi e ricordate il numero che vedete in sovraimpressione, attraverso il quale potete dare anche voi qualche contributo alla nostra trasmissione di questa sera. A tra poco. Il tema, come abbiamo anticipato, è quello delle strade, però l'occasione di questa sera con 4 consiglieri presenti in studio è ghiotta, visto che insomma per un po' tutta la settimana è stata segnata da questi venti di elezioni anticipate. Per alcune considerazioni del Presidente del Senato, io vorrei sentire molto rapidamente che cosa ne penso, che sensazione hanno, ecco, di tutto questo i nostri ospiti di questa sera. E c'è da dire che ci sono state delle prese di posizione degli industriali in maniera particolare, che hanno detto assolutamente non si deve parlare di elezioni anticipate, però non so, che sensazione avete voi? Visto che questa è l'attualità vista da Nord-Est, come il Nord-Est guarda a ciò che succede? Cominciamo da chi rappresenta in qualche maniera il governo, cominciamo da Raffaele Zanon. Ma io credo che le fibrillazioni dei giorni scorsi facciano parte di alcuni meccanismi di quella politica di stampo romano. In questo caso non voglio fare concorrenza alla Lega, però dico che stando troppo nei 2 rami del Parlamento ci sono dei virtuosismi e degli avvitamenti che poi portano a dei momenti di tensione, di incomprensione, e questo fa parte della storia della politica italiana. Credo che però insomma, non occorreva il richiamo degli industriali, credo che il richiamo degli italiani di buon senso che dicono c'è un governo che sicuramente sta facendo cose importanti, è suffragato da un consenso direi significativo sia per quanto riguarda il Senato che la Camera. Sarebbe inaudito che per alcune visioni e alcune posizioni su alcuni temi pur importanti si mettesse in discussione l'assetto che io credo deve avere questa legislatura, se non altro per gli impegni assunti con gli elettori, per gli impegni assunti con i cittadini e per quell'assetto che io credo sia indispensabile per poi garantire governabilità, perché nel momento in cui a Roma funzionano determinate cose, poi anche nel territorio il sistema dell'autonomia ne ha delle ricadute. Indubbiamente. Io cominciavo da Raffaele Zanon perché un po' l'elemento che sembra aver generato il tutto è un po' la posizione di Gianfranco Fini, che a quanto pare insomma, ha qualche problema di rapporti con Berlusconi, o perlomeno questo è quello che appare, quello che è un po' è vero? Ma io ho una visione... Che cosa punta il... Io credo che nessuno si lamenta, nessuno erede del Partito Comunista Italiano si lamenta perché Napolitano fa il Presidente della Repubblica, quindi ricopre un'alta carica dello Stato, facendo il punto di riferimento a livello istituzionale. È quello che Fini sta facendo come Presidente
della Camera e quindi ha un ruolo diverso da Berlusconi. Credo che molti interpretino alcune dichiarazioni che fa Fini che spesso trovano incomprensioni sia a destra che a sinistra, ma in molti casi forse in questo momento si è trovato magari ad avere più consensi a sinistra su certe dichiarazioni, su certe posizioni e avere magari qualche richiamo poi dai suoi stessi diciamo, compagni di cordata, di partito. Quindi, sto parlando del Popolo della Libertà, ecco, noi siamo una grande realtà popolare e credo che all'interno della nostra realtà popolare comunque avere figure della statura di Fini che dicono alcune cose, fanno capire che in un partito di governo esiste il confronto, esiste il dibattito, esiste la democrazia e la libertà di poter esprimere anche posizioni differenti, io credo che non possa che rappresentare un arricchimento che fa capire che c'è una forza politica nuova che vuole discutere, che vuole confrontarsi sui grandi temi. E di questo che cosa ne dicono Franco Frigo e Pietrangelo Pettenò? Difficoltà all'interno di compagini così vaste ce ne sono un po' per tutti, ce n'è per la Casa delle Libertà, ce n'è anche per la sinistra in qualche maniera. Beh, intanto diciamo che secondo me è una crisi proprio di strategia, cioè all'interno del centrodestra italiano, ma lo vediamo anche in Veneto, in questa querela, sarà presidente Galan, sarà presidente o leghista, è la visione delle questioni che li divide, ecco, hanno completamente visioni diverse. In particolare il dato nazionale è legato al fatto che l'unica riforma di cui si parla da un anno e mezzo a questa parte è solo quella che riguarda la possibilità di evitare che Silvio Berlusconi vada sotto processo. Io credo che questo voglia un po' segnalare le difficoltà della maggioranza, ecco. Che invece abbiamo una crisi economica, abbiamo dei problemi che dobbiamo assolutamente affrontare come le riforme istituzionali e invece ci si attarda, è una questione che tutto sommato non riguarda gli italiani, io credo che sia questa la crisi della maggioranza. Il consenso in sé non è un problema che può giustificare l'assenza di una politica. Non a caso Berlusconi ha fatto marcia indietro, ha detto che adesso non si vota più. Noi non è che abbiamo difficoltà ad andare al voto e non pensiamo che il centrodestra vincerebbe adesso, perché non ha dato risposte e quindi siccome gli italiani non sono disponibili a cambiare in bianco all'infinito, nel centro-sinistra credo ci sia stato un chiarimento. Ecco. Abbiamo capito che alcune esperienze devono essere superate, anche come approccio poi ai problemi di governo. Io credo che quindi non ci sia una questione. Ci divide meno oggi all'interno del centro-sinistra, secondo me, anche se magari abbiamo degli approcci diversi. Noi crediamo che la politica non possa essere solo quella che è contro Berlusconi, ma che ci sia anche una politica per gli italiani. Ecco. Sì, ecco. Questo però non mi pare che, in alcune forze c'è l'accentuazione che siccome ritengono che la politica di Berlusconi sia contro gli italiani, pensano che per gli italiani basti essere contro Berlusconi. Noi invece riteniamo che insomma, dobbiamo mettere anche noi in campo delle idee. Ecco per esempio il tema dell'acqua, cioè i servizi essenziali, che vengono in qualche maniera messi in discussione, sono un aspetto della politica. Su questo tema, certo. Qual è il suo punto di vista? Poi veniamo anche alla Lega, ma anche per un'altra questione. No, è vero, quando le coalizioni sono ampie, abbiamo dato prova nel precedente governo che è durato così poco, quella coalizione è molto vasta, con idee diverse e quindi litigi ce n'erano sicuramente tanti. E però c'era anche un problema oggettivo della, diciamo così, questo numero risicato di maggioranza, anzi non maggioranza al Senato di fatto, che sembrava invece una cosa superata. Le forze di governo di oggi, quello che veramente è da sbigottimento, è che erano 3 partiti, sono diventati 2, perché 2 si sono fusi in uno, quindi sono 2 partiti che hanno centinaia di parlamentari di maggioranza, quindi non hanno nessun problema dal punto di vista della numerica in Parlamento, 2 partiti non credo sia difficile tenere insieme, eppure dicono che in grande consenso, perché Berlusconi dice che ha il 60% di consenso degli italiani, eppure siamo a discutere se tornare a votare a marzo, no?
È una cosa veramente che lascia stupefatti, segno che c'è all'interno, come diceva Frigo adesso, ci sono delle grandissime divisioni. Sono queste l'ansia di diventare numero uno di Fini per scalzare Berlusconi? C'è anche questo. Io credo che segnalino però una grande difficoltà di tenere una politica che non affronta appunto i temi cari agli italiani e cari al Paese, che affronta la politica solo legata alle questioni personali, perché poi tutte le grandi discussioni in Italia, che purtroppo hanno un'eco vastissima anche a livello mondiale, riguardano una persona che condiziona, diciamo, anche la politica italiana e condiziona la stessa coalizione. Si parla solo di quello che ha fatto lui, poi ovviamente nell'opposizione che dice appunto, c'è una divisione su questa, no? Per esempio il 5 dicembre alcuni noi Di Pietro andremo a Roma spinti dal popolo di blog a manifestare contro Di Pietro. Contro Berlusconi, sì. Assieme a Di Pietro, eppure abbiamo visioni molto diverse tra Rifondazione e Di Pietro, ci mancherebbe. Perché Berlusconi rappresenta un tappo veramente incredibile al fatto che si faccia una politica normale, che si discuta di problemi appunto con le maggioranze, una dialettica fra maggioranza e opposizione. Ecco. Caner, sì. Il suo punto di vista, Bossi l'ha già detto, no, si va avanti, non c'è nessun problema, le elezioni non si faranno quando finirà questa legislatura, però continua a porre delle condizioni pesanti, cioè se non si fa il federalismo non risparmia comunque il suo punto di vista su questo. Che cosa succederà? Beh, è ovvio che noi poniamo il federalismo come il primo obiettivo, del resto è l'obiettivo del partito stesso, insomma, cioè nel senso che noi ce l'abbiamo addirittura nello statuto del partito che una volta raggiunto il federalismo in teoria la Lega potrebbe anche sciogliersi come movimento, no? Perché è un movimento politico che ha come obiettivo il federalismo fiscale. Siamo andati a governare per questo. Fiscale e istituzionale anche. Siamo andati a governare per questo, quindi è ovvio che per noi è fondamentale. Non si tratta di un ricatto, ma si tratta di portare avanti quelli che sono degli accordi che sono stati presi nel programma elettorale e quindi sottoscritti da tutte le forze politiche del centrodestra che hanno corso per l'ultima campagna elettorale. Di conseguenza ci aspettiamo un risultato da questo punto di vista. Non c'entra niente con la crisi di cui stavamo parlando prima e dei mal di pancia, diciamo, di qualcuno della maggioranza. Su questo Berlusconi ci ha sempre rassicurato, la legge è passata, ora si stanno facendo i decreti attuativi, i primi decreti attuativi, perché ovviamente per arrivare al regime ci vorranno almeno 5 anni, insomma questo lo sappiamo, del resto abbiamo intrapreso questa strada giustamente in maniera democratica e ci vuole il tempo per poter cambiare questo paese, non si può farlo con la bacchetta magica. Un po' di pazienza ci vuole quando si fanno grandi riforme, è giusto che ci sia, poi però la pazienza ha un limite, voglio dire, e quindi se i risultati non arriveranno anche noi dobbiamo insomma, tener conto dei nostri elettori che ci hanno dato il voto per portare a casa dei risultati. Molto rapidamente un altro tema che ha contrassegnato questa settimana, che meriterebbe un'intera puntata del nostro programma e probabilmente la faremo nel momento in cui si passerà dalla teoria alla pratica, diciamo così, è questa questione dell'acqua, della privatizzazione delle forniture idriche. Ecco, chiamiamola un po' così per semplificare, un provvedimento che è stato giustificato perché voluto da direttive europee. È così? Che cosa ne pensate? No, non è proprio così, cioè le direttive comunitarie non impongono ai paesi di privatizzare i servizi idrici in particolar modo e neanche quelli dell'ambiente, per esempio. Parla chiarissimamente di mercati, mettere in concorrenza per quanto sono i servizi appunto quelli di rilevanza economica. L'acqua non è questa, tanto è vero perché non si spiegherebbe a Parigi, cioè un comunello come Parigi che aveva l'acqua privata, no? L'ha ripubblicizzata negli ultimi mesi, ha fatto un'operazione di rientro della gestione dell'acqua, quindi a dimostrazione che non è l'Europa che ce lo impone.
è semplicemente Mercegaglia e gli industriali che ce lo stanno chiedendo a forza, perché vogliono lucrare anche sui servizi idrici, facendo un problema non a caso, ma perché l'energia piuttosto che altri sistemi è fuori da quel pacchetto, no? Quindi lì non c'è niente da giocarci, mentre l'acqua invece è entrata assieme al ciclo dell'ambiente, eccetera. Ma un cittadino non ha la possibilità di scegliersi il fornitore dell'acqua. Questo è il dato anche dal punto di vista proprio della limitazione proprio del diritto di un cittadino, a parte le questioni di rilevanza politico-culturale sull'acqua, però voglio dire anche questo, cioè un cittadino è più povero, cioè non può scegliersi, quindi sarà in balia dei monopoli che detteranno la legge su questo. Ecco, e questo è l'aspetto negativo che vede lei. Molto rapidamente l'aspetto negativo di questa questione e quello eventualmente positivo che vedete, Frigo? Ma non c'è ombra di dubbio che l'acqua è qualcosa di particolare e quindi va trattato con la massima cautela. Pensiamo per esempio se si può pensare di tagliare un allacciamento d'acqua. Si può tagliare l'allacciamento elettrico, l'allacciamento del gas, si può tagliare tutto se uno non paga, perché in effetti si può vivere anche senza il gas e senza l'energia elettrica. Non si può vivere senza l'acqua. Per dire solo questo è un aspetto non secondario. Quindi si tratta di una questione essenziale. Il secondo aspetto è che la procedura con cui viene fatta la questione è molto, diciamo, orientata dall'ideologia che ha sempre portato avanti Tremonti. Tremonti ritiene che gli enti locali siano troppo forti in Italia rispetto allo Stato centrale. E questo lo dico soprattutto alla Lega, che con questo provvedimento ha rafforzato di fatto la cultura romana di questo paese, nel senso dell'accentramento, e ha ridotto la potenzialità dei territori. Perché lui l'ha sempre avuto col fatto che gli enti locali abbiano delle partecipazioni. Uno degli elementi di partecipazione più importanti è appunto quella dell'acqua. Quindi c'è questa cultura che è sbagliata. Per esempio, se uno ha l'acqua in gestione perché ha vinto un affidamento ed è pubblica, è costretto in ogni caso a cedere la quota del 40% a un privato. Comunque, deve per forza cedere. E questa è proprio una cultura di Tremonti. Ecco. Quindi voglio dire, c'è un aspetto non secondario che attiene proprio all'essenza stessa di una comunità, che l'acqua è un bene indispensabile e per nessun motivo può essere tolto alle persone. Ecco, quindi ha una sua caratteristica che la fa essere eccezionale. Dall'altro c'è tutto il tema invece della cultura degli enti locali che questo governo ha manifestato, che è una cultura contro gli enti locali. Certo, se vogliamo, il mercato ha dimostrato che quello che in qualche maniera ci aveva illuso che fosse sufficiente a dare garanzie di competitività l'abbiamo visto sul livello finanziario. Cioè il mercato cerca comunque il guadagno facile e non gli interessa niente l'impegno, fra virgolette, sociale ed etico della sua funzione. E questo, appunto, torno a ripetere, la crisi economica l'ha mostrato. Ecco, forse bisogna rivedere alcuni servizi, diciamo, strategici, secondo me, debbono tornare in mano pubblica e il pubblico deve preoccuparsi di renderli efficienti. Non è che per il fatto che siano inefficienti allora li trasferiamo tout court in mano privata. Lo dimostra per esempio tutto il tema delle autostrade. Ecco. Certo. Non è che Benetton abbia fatto tante opere complementari, non ne ha proprio fatte. Ecco, poi ne parliamo. Caner, sì, gli è sfuggito qualcosa? No, lei ha fatto una domanda precisa, ha detto aspetto negativo e aspetto positivo di questa vicenda. Partirei anche dall'aspetto negativo. L'aspetto negativo è che effettivamente questo provvedimento impone a tutti diciamo, i consorzi che gestiscono l'acqua di inserire una quota privata, no? Per fortuna è soltanto sulla gestione, ecco, questo è stato un emendamento che tra l'altro è passato al Senato e quindi verrà ripreso soltanto sulla gestione dei servizi e non sulla proprietà delle infrastrutture, e già questa è una cosa importante per mantenere sotto l'egida pubblica il controllo da questo punto di vista, però diciamo che
obbligando qualsiasi società ad avere il 30% o 40% a seconda della parte privatistica, obbliga anche quelle società pubbliche che funzionano, e la maggior parte di queste sono proprio al nord, ne abbiamo anche nei nostri comuni, a Padova, a Treviso, a Verona, funzionano benissimo, quindi non si riesce a capire per quale motivo bisogna far entrare il privato su un giocattolo che già funziona. L'aspetto invece positivo è quello che questa norma va a migliorare situazioni in altre parti del paese, dove l'aspetto pubblico non funziona, dove la dispersione arriva al 50% diciamo, l'infrastruttura perde il 50% dell'acqua che passa tramite le tubazioni, e non ci sono investimenti. Forse qui l'intervento del privato potrebbe essere positivo, perché si spera che con questo ci sia anche un controllo, perché il privato ovviamente quando mette i soldini vuole anche che ci sia un tornaconto da questo punto di vista. Quindi un controllo nella gestione, una gestione che al sud per esempio è lasciata così un po' leggera. È un po' leggera, ecco. Quindi c'è l'aspetto positivo e negativo da questo punto di vista. Noi di fatto eravamo e siamo tuttora di fronte a un monopolio proprio per la gestione sia degli impianti che della risorsa, che era al 90% un monopolio pubblico, cioè monopolio che riguarda gli enti locali. Ecco, dal punto di vista della gestione, quindi delle condotte, e dal punto di vista delle tariffe, che è la cosa più importante per il cittadino, perché il cittadino possiamo fare anche dei discorsi filosofici sull'acqua, sulla qualità dell'acqua, sull'acqua come bene pubblico, ma poi quando le tariffe anche di determinati consorzi pubblici eccedono e non sono giustificabili perché non ci sono stati magari gli ammodernamenti o i servizi non sono all'altezza, la riflessione va posta. Come io credo, ecco, che prima di questo decreto forse si sarebbe dovuta porre la questione a livello di sistema di autonomie locali sulla governance di queste multi-utility che riguardano molti aspetti dei servizi resi al cittadino. Ecco, forse a livello regionale, ecco, io per esempio sono uno di quelli che dice abbiamo perso delle occasioni nel momento in cui si poteva pensare a delle multi-utility regionali, a una visione che ponesse, proprio perché siamo una regione ricca, almeno della risorsa acqua ce l'abbiamo, si poteva pensare a una visione molto più ampia in cui la governance potesse consentire un controllo diretto, ecco, di quella che chiamiamo il controllo della politica. In molti casi, molte amministrazioni non riescono più a controllare gli stessi servizi che hanno demandato. Ecco, questo è un dibattito che mi auguro però non si smorzi, e io credo che comunque i sistemi misti in molti casi possano permettere migliori efficienze, migliori funzionamenti e soprattutto, ripeto, calmierare quelle tariffe che in molti casi anche col pubblico sono ingiustificate. Certo. Ecco, e qui lei ha già introdotto uno dei temi su cui probabilmente in questa legislatura, nelle scorse legislature si è persa un'occasione, qualche passo è stato fatto, ma in realtà sul piano dei servizi, pensiamo per esempio allo smaltimento rifiuti o ad alcuni servizi, pensiamo alla fusione che è avvenuta tra APS e Acegas, che ha messo insieme due realtà, però forse non è riuscita a penetrare molto a fondo nel territorio. E lì c'erano centrodestra e centrosinistra convinte della scelta e dell'operazione, poi ecco, non si è mai riusciti a ridiscutere o a capire dove poi andava un certo tipo di governance, e questo credo che abbia fatto riflettere tanti, io ero tra coloro che dicevano che sicuramente era un'alleanza che si doveva fare nel nome dell'interesse delle comunità. Poi abbiamo capito che qualcosa è sfuggito alla governance pubblica e politica. Certo. Ecco, allora abbiamo un'altra pausa pubblicitaria e subito dopo entriamo finalmente nel vivo del tema di questa sera con una cosa simpatica, perché siamo andati in compagnia di un camionista per capire che cosa è stato fatto, se è positivo, che cosa manca, quali sono le obiezioni che vengono fatte, considerato che attraverso le strade passa, questo è importante, passa anche lo sviluppo e un'idea di sviluppo nel territorio. Tutto questo tra poco, una breve pausa, ci rivediamo, restate con noi.
Eccoci ancora insieme. Allora, dove portano le strade venete? La domanda ce la siamo posti andando insieme a un autotrasportatore di tutto rispetto. È andata per noi Francesca Iuculano insieme a Vittoria Pontini per capire che cosa è stato fatto, quale giudizio c'è, che cosa manca alla rete infrastrutturale dei trasporti. Sentiamo. Presidente, finito il passante, finiti i problemi per voi? Beh, non finiti i problemi, certamente il passante ci ha migliorato la vita, specialmente per chi faceva il trasporto locale. Il passante è stato una grossa risorsa. Io facevo 5-6 ore di colonna al giorno, adesso non le faccio più. È più facile programmare i viaggi, si consuma un po' meno e ci si stressa molto meno. Però quali sono i problemi della viabilità per quanto riguarda i trasporti qua nel Veneto? Oggi, finito il passante, non è che sia finito tutto quello che si deve fare. Noi per esempio abbiamo visto una grossa infrastruttura viaria, però priva di aree di sosta. Non ci sono aree dove ci si possa fermare. Noi dobbiamo, dopo 9 ore e mezza di guida, 9 ore o 9 ore e mezza, dipende dopo dai tempi di guida settimanali, dobbiamo fermarci e non sempre ci sono le infrastrutture che ci possano permettere di fermarci, specialmente in autostrada, specialmente sulla 4, ci sono pochissimi stalli, li abbiamo misurati, li abbiamo denunciati tante volte, ma non ci sono quei posti per fermarsi i camion. Oltretutto anche questi posti non sono adatti per fermarci 10-12 ore, che sono il tempo di riposo che un autista deve fare. Sì, ci si può fermare, ci si può mangiare, ma se uno volesse fare una doccia dopo 3 giorni che è fuori di casa non la può fare perché non ci sono queste infrastrutture che in altre parti d'Italia, nord-ovest, ce ne sono alcune, all'estero ci sono comunemente dappertutto, in Italia no, specialmente qui da noi. Come sono attrezzate in Germania o in Austria o in Francia le aree di sosta per gli autotrasportatori? Sono quelle aree che stiamo tentando di fare anche noi, ne abbiamo una a Brescia adesso, ce n'è una a Cuneo, un qualcosa dovrebbe nascere sulla Pedemontana che hanno cercato di coinvolgerci come organizzazioni sindacali per poter potenziare. Cioè, devi poter parcheggiare il mezzo che sia sicuro dove lo parcheggi, che il mezzo abbia i servizi. Noi per esempio trasportiamo carburanti e se non ci sono delle aree ad hoc non puoi metterli perché è merce pericolosa. Ci sono quelle aree che per esempio qui non ci sono, però per esempio con l'attacco della corrente per i camion frigo, dopo per un discorso di punto vita dell'autista è il resto, cioè c'è la possibilità di avere un ristorante come c'è qua, però c'è anche la possibilità di farsi una doccia, c'è la possibilità di passare una serata magari guardando la televisione, guardando qualcosa in più. Qua nel Veneto, torniamo a parlare di viabilità, quali sono adesso, dopo la costruzione del passante, le aree ancora rosse per così dire? Ce ne sono un po' dappertutto perché noi abbiamo delle infrastrutture fatte un po' male, cioè nel senso che ogni comune ha 2 o 3 zone artigianali e quindi quando arrivi nei snodi dove hanno ampliato un pochino di più ci troviamo molto male, perché nel senso che non ci sono le infrastrutture perché nasce la zona artigianale ma non c'è l'infrastruttura che lo segua. Certamente ci sono delle cose che potrebbero essere migliorate, specialmente dove ci sono le città. Esempio, Treviso potrebbe essere servita benissimo dall'autostrada. Com'è che si potrebbe fare? I mezzi transitano in autostrada, hanno uno svincolo nel quale c'è un capannone, li smistano da fuori autostrada, il capannone, vengono caricati i mezzi anche ecologici e possono andare in centro città senza nessun problema. In provincia di Treviso stiamo aspettando la Pedemontana e questo è uno degli snodi più nevralgici, perché se riusciamo a collegarci dall'A28, cioè praticamente l'autostrada che viene da Trieste, gli stranieri, oggi hanno fatto il primo anello e bypassano Marghera col primo anello col passante. Se un anello viene fatto anche superiore,
di congiunzione tra l'autostrada che viene da Trieste per tutti i mezzi di transito che vanno verso Milano e si collega a Vicenza, ecco che quell'infrastruttura potrebbe essere una cosa molto interessante. È interessante, come dicevo prima, perché ci hanno proposto anche un'area di smistamento merci collegata anche con la ferrovia, quindi non concorrenza con la ferrovia ma sinergia con la ferrovia, che potesse essere un punto di interscambio anche per i mezzi. Dall'autostrada e quindi dal grande trasporto, dal passante che certamente ha portato grandi vantaggi, passiamo adesso insieme a Mirko Cavallin, restiamo un po' sempre nella stessa area, a un'altra condizione che riguarda in realtà la maggior parte delle persone, vale a dire il transito su strade che sono strade provinciali. Pensiamo a una delle strade diciamo anche più trafficate, che è il Terraglio. Mirko Cavallin ha fatto una prova, navigatore alla mano, vediamo che cosa succede sulle strade in realtà su cui non ci sono stati finora degli interventi. Seguiamolo. Mancano pochi minuti alle 11, siamo alla stazione ferroviaria di Treviso, proviamo a fare un viaggio semplice fino a Mestre, destinazione Villa Salus, l'ospedale che è alle porte di Mestre. Percorreremo il Terraglio, sono 17 chilometri, il navigatore ci dice che ci vogliono una ventina di minuti o poco più, vediamo in realtà quanto ci si mette. Il traffico è fluido e non molto intenso, ma siamo agevolati dall'orario di partenza alle 11 del mattino e da condizioni meteo asciutte. Meno di un chilometro, siamo appena partiti, abbiamo già trovato 4 semafori, sarà un po' il segno di questo viaggio. Lungo il nostro tragitto c'è solo una rotonda, quella di San Lazzaro, che provoca sempre qualche rallentamento a causa del traffico in uscita dalla tangenziale. La carreggiata è larga e sicura, anche se il fondo non è del tutto omogeneo, ma le possibilità di sorpasso sono pressoché nulle. C'è quasi sempre linea continua o incroci e il limite più alto è di 70 km all'ora. Siamo in uno dei classici intoppi del tragitto fra Treviso e Mestre, è il centro di Preganziol, da dove arriva tra l'altro una parte del traffico del passante. Fuori del centro abitato lo scorrimento del traffico è buono, ma ci vuole poco a superare i limiti di velocità, prima di arrivare però all'abitato successivo, che è quello di Mogliano. Semaforo rosso, quello dell'incrocio di via Ronzinella, è il 17° semaforo da quando siamo partiti. Mancano ancora 3 km quando scadono i 22 minuti previsti dal navigatore e siamo alla coda del semaforo di Marocco. Ma ormai è quasi fatta. Siete arrivati a destinazione. Siamo arrivati a destinazione, circa 5 minuti in più rispetto al previsto, la media impressionante è il numero di semafori rispetto al numero di chilometri. Noi abbiamo fatto questo viaggio però alle 11 del mattino, non è così confortevole e così veloce il viaggio per chi lo fa in orario di lavoro, andando e tornando ogni mattina e ogni sera. Ecco, abbiamo sentito che Mirko Cavallin è stato prudente, si è scelto un bell'orario per fare questa prova, solo 5-6 minuti di differenza rispetto a quelli che sono i tempi previsti, e sappiamo che non è così. Certamente, ecco, immaginare un semaforo ogni 800 metri su un tratto di strada che è vitale è un grosso problema oggettivamente. Che tipo di risposte possiamo dare a queste due situazioni? Abbiamo sentito appunto Vendrame sulla questione del trasporto, fatte le strade, mancano però aree di sosta, mancano luoghi attrezzati per lo scambio merci e poi la viabilità inferiore. Che cosa dire? Ingegnere Frigo. Sulla prima parte, fatte le strade, è stato fatto un pezzetto di grande strada che è il passante, con molto ritardo peraltro, ma pensiamo per esempio il servizio fatto all'inizio sulla terza corsia, qui c'è un ritardo proprio colpevole della Giunta regionale del Veneto, nel senso che non ha mai scelto come adeguare quell'infrastruttura rispetto al tema della ferrovia, e oggi non sappiamo tra l'altro come verrà affrontato il problema, quindi in questa incertezza è stato rinviato ripetutamente il progetto. Adesso finalmente partono i lavori. Era chiaro che quel tipo di intervento doveva essere in contemporanea al passante, perché l'abbiamo visto quest'estate, cioè quando il traffico è tornato
ai livelli prima della crisi finanziaria, sostanzialmente il sistema infrastrutturale è andato in crisi, perché dobbiamo anche tener conto che il passante ha risolto il problema, sembra, ma è diminuito del 30% il traffico commerciale rispetto alla prima metà del 2008, questo dobbiamo ricordare. Se guardiamo i programmi della Giunta regionale, la Pedemontana doveva essere già partita, non si vede ancora traccia di inizio lavori, ma poi su una serie anche di altre infrastrutture. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che non possiamo pensare di affrontare il tema solo con strade, occorre affrontare con altre modalità di trasporto, e quindi il tema ferroviario ha un ritardo incredibile. Pensiamo per esempio al sistema ferroviario metropolitano regionale, che doveva essere pronto nel 2000, a tutt'oggi non è ancora pronto. Poi c'è il tema dell'acqua, ma c'è anche poi il problema della gestione dei trasporti. Ecco. Sul trasporto pubblico locale, anche su gomma, non è che abbiamo attivato servizi adeguati, perché non sempre uno deve andare via con il mezzo privato, ma c'è un pacchetto di ritardi sul versante stradale, sul versante delle modalità diverse tipo ferrovia e acqua, sulla questione del trasporto pubblico locale, che portano a fare un giudizio, visto che prima si accennava un bilancio, per quel che riguarda la parte nostra, ecco, un giudizio negativo su questa gestione regionale di questi 15 anni del governo Galan, tenendo conto che su questo tema, a parte una prima fase di forte opposizione della Lega alle infrastrutture, almeno fino agli anni 2002-2003, il centro-sinistra, anche perché era responsabile di gestioni locali, è sempre stato molto disponibile. Io credo che è difficile trovare, non certo in Friuli per esempio, c'è questo tipo di disponibilità. Quindi effettivamente ci sono dei ritardi che sono largamente inspiegabili, e sono tuttora inspiegabili. La spiegazione la chiediamo a chi governa attualmente, qual è di questi ritardi? Colpa del passante perché è stato investito tutto sul passante? No. Beh, innanzitutto non concordo con l'ultima affermazione del collega Frigo sul fatto che la Lega non è contro le infrastrutture o le ha rallentate. No, ma al di là del 2002... Il passante non è partito per colpa vostra? Sul passante, no, non è partito per colpa nostra. Noi sul passante avevamo anche un'idea alternativa, che era quella del tunnel, convinti che potesse essere un'alternativa valida per evitare l'impatto ambientale che comunque il passante di Mestre ha, ed è innegabile, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Si poteva fare questo tunnel, poi i tecnici che sanno fare il lavoro meglio di noi ci hanno spiegato che forse sarebbe stato più difficoltoso. Benissimo, noi abbiamo detto purché si intervenga ci va bene anche il passante, però avremmo preferito il tunnel. Ecco, era una posizione, ma non abbiamo bloccato nulla. Certo è che il passante giustamente non basta, perché un'altra delle alternative, delle diciamo nuove infrastrutture che bisogna fare è comunque quelle che abbiamo già anche sentito, la terza corsia sulla A4, perché effettivamente il problema si è spostato lì. Cioè, abbiamo visto anche recentemente gli incidenti che ci sono stati. Sì, anche ma poi basta percorrere quotidianamente che ci si rende tra Venezia conto. E Trieste, ecco, insomma, si capisce. La Pedemontana è un'altra infrastruttura importante che serve non solo per la provincia di Treviso, ma anche a Vicenza, ma anche per il traffico che appunto scorre da est a ovest, anche per i trasporti che arrivano dall'estero. Importantissima, su questa siamo d'accordo. Erano magari più le amministrazioni locali, anche la 28, avete di ritardi, Nogara Mare, Valdastico, insomma ce ne sono tante, metropolitane di superficie, però insomma voglio dire, è stato fatto anche un accordo recentemente con il governo, il 6 novembre, dove arrivano parecchi finanziamenti, il CIPE si impegna a velocizzare, diciamo da questo punto di vista. Finanziamenti neanche uno? No, anche finanziamenti sono previsti nell'accordo. 30 miliardi di euro. Neanche uno. Sono tutti in project financing, ce li paghiamo tutti. Sono anche in project financing, però il governo Berlusconi si impegna a portare anche soldi per il Veneto, questo credo sia una cosa importante. 30 miliardi di euro, ripeto, 30 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 3 miliardi e mezzo previsti per diciamo, gli interventi già programmati. Io non ho questa visione apocalittica, perché
ritengo che dal 2000 in poi finalmente il Veneto ha cominciato ad aprire i cantieri e noi sappiamo quale difficoltà ci sia stata nel passato per l'avvio di serie attività in termini infrastrutturali. Da un lato anche la risosità politica che non è mancata, dall'altro lato anche un certo tipo di moda ambientalista che sappiamo ha inciso anche sulla stessa realizzazione del passante. Insomma, ci siamo fermati a discutere magari un anno sul tunnel o sulla sopraelevata, ma poi alla fine io credo che se andiamo a vedere i tempi della realizzazione, credo che siano stati rispettati e che il governo del centrodestra abbia mantenuto l'impegno che si era preso con i cittadini veneti, non con gli elettori, con i cittadini veneti. Quindi credo che se pensiamo ad altri interventi che sono ormai in fase di avvio, la Pedemontana, è vero che non siamo ancora partiti, ma siamo ormai io penso che 2011 sarà l'avvio dei lavori, l'ammodernamento della Valsugana, tutti diciamo, i collegamenti infrastrutturali con le province di Padova, Treviso e Vicenza, il sistema delle tangenziali che non è solo Cortina d'Ampezzo per fare magari interesse di qualcuno, ma Padova, poi alcune reti che si sono ormai chiuse, sto pensando alla Strada del Santo che di fatto è stata realizzata e compiuta da Padova a Loreggia. Parliamo degli impegni che ci siamo assunti e ci stiamo prendendo in questa finanziaria, dove nel settore delle infrastrutture si segna più in termini di impegno economico. Questo vuol dire rispondere alle esigenze di un Veneto che vuole muoversi e che investe anche sulle infrastrutture per darsi un'immagine, perché anche attraverso le infrastrutture si fa marketing quando si è una grande regione di attraversamento e da ultimo non dimentichiamo mai il lavoro, l'occupazione, perché attraverso anche queste scelte io credo che abbiamo salvaguardato categorie importanti che hanno garantito tanti posti di lavoro. Ecco, Danilo Vendrame però abbiamo sentito poneva un problema che non è da poco, cioè non bastano soltanto le strade ma servono anche un altro tipo di infrastrutture che sono servizi, che sono luoghi di interscambio per esempio delle merci e soprattutto quel problema che è l'accesso dalla grande viabilità alle città. Ecco, su questo... L'unico vero ritardo è il sistema ferroviario sia di superficie che l'impianto del sistema ferroviario. Su questo sicuramente c'è da fare approfondimenti, perché non sono mancati gli stanziamenti e a volte, io sono uno di quello che dice pane al pane, alcuni ritardi sono inspiegabili. Ecco, ma oggi cosa farebbe l'opposizione se fosse al governo e nel caso in cui le parti si rovesciassero, ecco, diciamo così? È l'approccio che non mi convince. Io sono stato molto colpito anni fa leggendo questo motto di un esperto della mobilità statunitense che diceva chi semina strade raccoglie traffico. Il che non vuol dire non facciamo strade, io non interpreto così, dico che se ci attestiamo che far crescere la circolazione, renderla più fluida, deve essere anche una risposta alla mobilità più generale, quindi non solo quella delle merci ma anche dei cittadini per esempio, no? Che hanno bisogno di mobilità sociale, no? Dall'altra però non può essere l'unica e sola strada la modalità di cui pensiamo, perché poi io abito nel Terraglio, no? Conosco benissimo questo aspetto che ho visto qui nel servizio. Quindi può dire che effettivamente Mirko Cavallin ha scelto il giorno e l'ora migliore. L'ha studiato. Però scusa, non volevo interromperti, ma solo per dire che bisogna dire anche una cosa, con le opere complementari del passante di Mestre c'è anche il Terraglio Est, che andrà veramente a togliere gran parte del traffico. Dico che io ho cominciato ad abitare, a Trevigiano. Io sono arrivato ad abitare nel Terraglio nell'85, siamo nel 2009, in 14 anni la situazione è peggiorata all'ennesima potenza e quando ci saranno le opere complementari passeranno da qui a altri 5-6 anni, non so quanti manchino. No, quindi, dai, il Terraglio Est non ci mette. Però vuol dire,
volevo stare su uno degli aspetti, appunto, non è solo strada, cioè abbiamo fatto il passante, quindi non entro nel merito cosa è servito, la soluzione. Dico che abbiamo fatto una strada nel 2009, che abbiamo terminato nel 2008-2009, che ha concezioni e modalità di costruzione e di servizi, eccetera, che sono cose degli anni 80, cioè vuol dire una delle cose inaudite che io dico, io basta girare per le strade d'Europa, lo hanno detto il Presidente di Federtrasporti, e si trovano soluzioni diverse. Ecco, ma chi deve dare una soluzione, per esempio, a quel problema, quello delle soste obbligate dei camion? Allora, perché se andiamo sull'autostrada, ecco, lo vediamo, in realtà le aree di servizio è quasi impossibile con un'auto passare. Ma sono peggiorate, cioè voglio dire adesso... Ma a chi tocca? Cioè chi dovrebbe riservare? Allora, se sta in un'autostrada... È parte integrante del servizio autostradale. Allora, giriamo domanda, dove portano le autostrade del Veneto? Portano nelle banche dove gli investitori di questo sistema, cioè il sistema privato, portano i soldi nelle loro situazioni. Poi chi paga, pagano sempre il sistema pubblico che loro fanno l'investimento, noi abbiamo prorogato le concessioni, scandalo mondiale quello dell'Italia, no? Però domanda, sono migliorati i servizi autostradali? Cioè io mi ricordo quando si viaggiava negli anni 80 nelle autostrade, ti potevi fermare in una stazione di servizio, oggi non ci si ferma più perché è aumentato la fruibilità e i servizi sono sempre quelli, cioè non sono stati al passo perché non hanno investito in quella direzione. Allora c'è qualcuno che ha interesse a far viaggiare di più le merci, per far viaggiare meglio gli autisti, perché abbiano più tempi, eccetera? Bisogna che paghino però perché viaggino bene, cioè non è che può essere chi la paga, il cittadino qualsiasi, lo pagherà il sistema che fruisce e gode di questo vantaggio, perché altrimenti la risposta, poi invece stando sull'altra vicenda appunto delle strade normali, diciamo, non quelle a pagamento, le strade in cui bisogna muoversi, chi ci abita, tipo il Terraglio, il Castellana, il Santo, eccetera, eccetera. 800 metri un semaforo, ma la risposta è che dovrebbero essercene raddoppiati i semafori. Perché è la difesa, quella è la difesa, per poter circolare chi ci abita in queste situazioni. Questo è il problema, non è l'accanimento contro l'automobilista, è se tu vuoi uscire dalla tua casa devi metterci il semaforo, quindi uno ogni 800 metri. Noi abbiamo sostenuto che bisogna fare invece che il Terraglio, così come molte altre statali, devono essere riservate al traffico locale, e che c'è un'autostrada parallela che andava liberalizzata, oppure non si vuole liberalizzare, sistemi automatici di pedaggio. Non puoi liberalizzare. Come non puoi? Ma perché finché non scade la concessione? Ma quale concessione? L'abbiamo rinnovata, scadeva 10 anni fa. Vabbè, diciamo, va bene, Federico, diciamo, non la liberalizziamo, ma la rendiamo obbligatoria, con anche pagamenti minori per chi ci lavora, con sistemi automatici di pedaggio che li fa l'Italia, li vende in Svizzera, in Austria, ma non li applica in Italia con grande ritardo. Per noi sembra un successo l'autopass, sembra appunto che per noi il telepass sia una cosa straordinaria. Le costruiamo noi, le nostre società anche, che sono sempre legate a quelle autostradali, e le vendono in Austria, vincono gli appalti mondiali. A usarli prima di noi. Non ne mettiamo. Ecco che allora la permeabilità fra i sistemi autostradali a pagamento e la vivibilità delle strade e delle arterie normali potrebbe essere migliore. Nel Terraglio abbiamo fatto una battaglia da sempre, come in tutte le statali del Veneto, per diminuire il traffico pesante, E la risposta qual è stata? Mettere i semafori, mettere qualche ostacolo, rallentare cioè l'aspetto appunto della circolazione, cioè difese. Ecco, la modalità sta per solo quella. Si potevano, a fianco a queste statali, capisci Raffaele, accanto di queste statali passano i binari di un treno che va da Treviso a Mestre, che è uno dei tronchi del sistema ferroviario metropolitano regionale. Sapete che devono fare ancora le stazioni? Cioè, sapete che quindi a Marocco, dove c'era l'intasamento, ci sarebbe una stazione che la gente potrebbe prendere come a Treviso, a Marocco, a Mestre, mettono lì la macchina, prendono il treno, in 3 minuti, 5 minuti, 7 minuti fanno la cosa. Perché per salire a Marocco capite? Cioè, bisogna spingere dentro, perché il treno è già pieno. Quindi, questo è il problema. Allora, se ci fosse stata sta cosa che è parallela, il sistema ferroviario, che non ci sarebbe un po' meno problema. Ecco, si è investito solo lì, senza... A proposito di ferrovie e di Passante, che tra l'altro appunto è stato, l'abbiamo sentito nel servizio di apertura, preso un po' a modello di quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro, abbiamo sentito quali possono essere le difficoltà e i problemi. C'è un caso, una situazione molto particolare di cui abbiamo già parlato, ma che vogliamo ricordare questa sera perché ci introduce all'ultimo aspetto che volevamo toccare questa sera, ed è il rapporto tra
chi vive un territorio e la necessità comunque di attraversarlo con le strade. Ebbene, una strada e una ferrovia insieme possono tagliare in due un paese e finire forse per farlo morire per alcuni aspetti. È il caso di Vetrego, che è anche questo un paese attraversato proprio dal passante, diviso grazie anche all'autostrada, finito in un triangolo, e sentiamo un po' che cosa è successo. Prego, regia. Il passante è arrivato dopo. Prima hanno cominciato le ferrovie dello Stato, hanno fatto la TAV, il treno ad alta velocità, quindi il quarto binario, e hanno mandato via 20 famiglie per fare il quarto binario. Questa è la prima ferita che il paese ha dovuto sopportare, e poi la seconda, questa del passante. 1300 abitanti, un parroco, una chiesa, una scuola materna, una strada principale e un centro ben sistemato. Intorno campagne e vigne, ma ormai sono molto ridotte. A Vetrego il passante ha lasciato una ferita profonda nel terreno e soprattutto nell'animo degli abitanti. Molte persone, la gran parte delle persone, sono state sradicate completamente dal loro territorio, e questo lo si denota soprattutto negli anziani, perché ci sono state persone al di sopra dei 70 anni che si sono trovate improvvisamente a fare un trasloco, addirittura 2 traslochi in un anno, a doversi riarredare una casa completamente nuova in un paese completamente nuovo, anche se la gran parte delle persone è rimasta in comune. C'è chi non ha ancora una casa stabile, cioè dopo questi 11 anni di lavori, tra lavori, accordi e quant'altro, adesso si ritrovano a essere in affitto e a dirmi: io non ho ancora effettivamente un tetto sopra la testa. Il passante a Vetrego ha completamente tranciato il paese, cioè è venuta a mancare una parte di paese che prima c'era, e questo lo si vede soprattutto dalle foto aeree sorvolando il paese, cioè al di là di questa striscia d'asfalto emergono delle case che ci si rende subito conto che non sono state messe lì per caso, c'era prima una continuità che ora non c'è più. Vetrego è circondato a nord dalla ferrovia Venezia-Padova, a sud dalla vecchia tangenziale di Mestre che passa a ridosso del cimitero e ad ovest dal nuovo passante che corre sottoterra per alcune centinaia di metri. L'impatto, soprattutto rumoroso, si sente. E posso assicurarlo anch'io che non ci abito vicino, si sente proprio, assolutamente. Cioè sono venuti a cambiare i rumori, ad esempio, perché se prima si sentiva il fruscio costante dell'autostrada che è dietro, adesso il fruscio costante viene da ovest e è quello del passante. Tra l'altro c'è chi abita proprio a ridosso del passante che mi racconta che si sentono degli scoppi quando si entra ad alta velocità all'interno del tunnel, perché probabilmente è il vuoto d'aria e quindi c'è questo scoppio giorno e notte continuo. Oltre ai rumori di fondo c'è il problema quotidiano del traffico di passaggio del mattino di chi, per evitare di pagare un pedaggio troppo alto dell'autostrada, taglia il percorso proprio attraverso Vetrego. Gli indennizi sono stati alti ma non sufficienti a compensare i danni arrecati negli ultimi 10 anni. Il parroco ha cercato di sostenere la popolazione, ma nel suo ottimismo conferma che il paese sia un po' svuotato. Diciamo che il villaggio è un villaggio residenziale, questo è. Per cui sofferenza c'è stata, ma sapendoci vivere e convivere si può vivere, non solo sopravvivere, ma vivere anche bene, ed è quello che stiamo facendo. Un po' di filosofia, vista la situazione, non guasta, e un tempo nascevano le strade e lungo le strade nascevano poi i paesi. Oggi con il territorio che ci troviamo, ecco, il rischio è che si fanno le strade che attraversano e dividono i paesi, e lungo queste strade non nascono più paesi ma centri commerciali, giustamente come diceva Pettenò. Ecco, quest'ultimo aspetto vorrei sentire così il vostro punto di vista. Molte battaglie sono state fatte proprio con il passante ma anche con altre realtà sul tema del rapporto tra ambiente e viabilità e sviluppo eccetera. Qual è il punto che possiamo fare e la lezione che possiamo trarre per il futuro dal vostro punto di vista?
Innanzitutto essere consapevoli che questi sono problemi veri. Normalmente quando si progetta, poi ultimamente in Veneto si tende a ideologizzare, sei o non sei a favore della strada. Allora, essere a favore di un'infrastruttura non vuol dire comunque in qualsiasi modo venga fatta l'infrastruttura. Cioè l'infrastruttura deve essere di qualità non solo per chi la utilizza, ma anche per chi in qualche maniera ne risulta condizionato. Quindi, adesso, quello è stato superato il tema delle barriere antirumore, che però, come è stata una battaglia, non ancora risolta dappertutto. Lì poi manca il passante verde, che era uno degli impegni che c'è e che dovrebbe appunto vedere la realizzazione, anche questo incredibilmente in ritardo, quando doveva essere parallelo all'infrastruttura, cioè al momento in cui si apriva l'infrastruttura doveva esserci almeno attivato il passante verde, che vuol dire sostanzialmente la piantumazione di una serie di alberi che già per se stessi ritarderanno la loro efficacia, perché comunque poi l'albero per crescere ha bisogno di un certo tempo. Se addirittura li piantiamo dopo che è stato aperto il passante, questa è una beffa, ecco, qui c'era l'impegno nel caso. Ma poi anche tutta una serie di, come dire, ricomposizioni della viabilità locale che non può essere abbandonata a se stessa, cioè i sottopassi, i cavalcavia, deve essere un elemento che in qualche maniera contribuiscono a riqualificare il territorio. Ecco, questa è forse la mentalità che manca, d'altro canto noi lo vediamo, questo purtroppo è un problema molto diffuso in Italia, lo vediamo negli ingressi anche delle nostre città. Abbiamo queste grandi travi prefabbricate di cavalcavia, che sono le nuove porte della città e che non sono assolutamente di riqualificazione, ecco, dell'ambiente. È un tema in cui c'è scarsa sensibilità e che secondo me va recuperato, perché per esempio in altri paesi, anche la stessa Spagna e il Portogallo, hanno un approccio molto diverso. Insomma. Anche le infrastrutture, questi manufatti si inseriscono in un contesto di qualità del paesaggio, certo. Ecco, è un problema che va recuperato. No, infatti devo dire anch'io, questo aspetto è sintomatico proprio del fatto che al di là di ricercare nuove modalità che non siano solo quelle della strada, però c'è anche nel fare queste opere che veramente con un ritardo spaventoso l'Italia le fa. Non volevo citare l'Austria perché sarebbe già facile, o la stessa Slovenia, le infrastrutture nuove che si fanno in Slovenia, basta andarle a vedere, sono tutt'altra cosa. In Austria non ne parliamo, ma anche in Spagna e in Portogallo, quindi già con una riduzione rispetto anche all'approccio ambientale piuttosto che gli austriaci, veramente, cioè dire, assieme all'opera viaggiano, anzi prima dell'opera viaggiano i sistemi di contenimento dell'impatto ambientale, perché a Vetrego piuttosto che in altre zone c'è il passante ha creato delle fratture incredibili nel territorio, non è che allora se quelle fratture le devi pagare, le comunità non possono essere quelle che le pagano per prime, perché allora da Casale, Bonisiolo, a Mogliano fino a finire a Mirano e le zone appunto che sono state tagliate, gli abitati, le zone appunto non solo il danno nell'area verde, diciamo. Questi dovevano avere il passante verde, e attenzione perché il progetto è stato approvato che già le mitigazioni ce le aveva, poi si è scoperto che è meglio rafforzarle, sono stati messi soldi suppletivi da livello nazionale e anche noi come regione, da una battaglia dell'opposizione, abbiamo come opposizione chiesto e la maggioranza ha accolto queste cose, però deve essere fatte prima, perché allora a quel punto la comunità si vede anche risarcita dal punto di vista della qualità della vita che viene almeno considerata. Qui invece si vede l'opera, poi fra 10 anni forse ci saranno le collinette, gli alberi. Cioè, questo è veramente una cosa... Dal vostro punto di vista la lezione da trarre, molto brevemente perché siamo in chiusura e volevo fare anche un'ultima domanda più politica. Non c'è dubbio che si deve investire, fatte le infrastrutture, in un territorio martoriato come quello Veneto, non dimentichiamo mai che il Veneto è una metropoli diffusa dove inevitabilmente queste grandi arterie che comunque ricordiamo sono passanti che permettono tra l'altro e hanno delle funzioni specifiche, quando si parlava anche delle soste io ero un po', cioè un passante è un passante, quindi deve permettere agilmente a dei mezzi anche pesanti di scorrere, diciamo, quindi sono arterie ad alta percorrenza con determinate caratteristiche. Però ecco dico, il Veneto è una metropoli diffusa, sicuramente ci sono delle concause che dovranno permettere i prossimi interventi, la prossima programmazione, intervenire in particolare sulla viabilità ordinaria, sulla qualità della vita
con tutta una serie di provvedimenti che già parzialmente sono programmati, ma forse gli investimenti dovranno andare in questo senso per rispondere alle necessità di qualità della vita, che vuol dire poi anche fare marketing con le opere, cioè abbellire e pensare anche a un Veneto più vivibile, ed è quello che tutti auspichiamo. Certo. Ecco, tutti aspetti che credo siano condivisibili. Io vorrei chiudere proprio con una domanda, una risposta rapidissima, perché qualche settimana fa abbiamo riflettuto su quelli che possono essere i candidati al governo del Veneto. Possiamo fare il punto della situazione? Sarà Zaia, ha detto per la Lega. Zaia ha detto ma nessuno mi ha fatto la proposta, resta comunque l'indicazione su Zaia per la Lega? Oppure insomma, Zaia può essere uno dei candidati. È emerso qualcun altro? Nessuno gli ha mai chiesto. Ma insomma, nomi ne abbiamo più di qualcuno, insomma, ormai credo che la classe dirigente leghista in Veneto stia crescendo in varie province, non solo quella di Treviso ma anche di Verona, di Vicenza, di conseguenza insomma, credo che il problema non sia il nome. Credo invece sia importante e sia giunto il momento che anche nel Veneto ci sia la possibilità di avere una guida leghista, perché insomma dopo 15 anni... E ad Alleanza Nazionale va bene, sta bene? Al Popolo della Libertà, nel Popolo della Libertà. È chiaro che essendo la prima forza politica del Veneto, cioè, rivendica una leadership politica. Ma no, siamo noi adesso. Aspetta, intanto bisogna portare a casa i risultati delle urne. Ma al di là di questo, noi pensiamo che il centrodestra debba continuare a governare questa regione, a farlo in armonia, e le dispute poi di fatto troveranno in un tavolo con i leader delle forze politiche rispettive la sintesi, che sarà sicuramente l'uomo che ci potrà permettere di governare. Leghista, dice un telespettatore. Questo è un bel messaggio. Sì, da un telespettatore di parte lo abbiamo visto. Battuta conclusiva, e nel centro-sinistra che cosa sta succedendo? Sarà Franco Frigo un candidato possibile? Vicepresidente in un bel inciuccio. Partendo da tutti quelli che fanno opposizione a Roma, siamo per costruire appunto un'alternativa a questo tipo di ipotesi. Non crediamo che Galan abbia dato risposte adeguate e sufficienti al Veneto. La presidenza leghista la riteniamo non utile per il Veneto, soprattutto perché rischia di attivare processi di chiusura del Veneto rispetto invece alla necessità dell'apertura, e quindi proponiamo una nostra proposta che speriamo possa incontrare il consenso del Un nome comunque ancora non c'è. Non abbiamo tanti nomi. Ne avete tanti anche voi. Il nome non c'è, però questa volta si apre finalmente la possibilità anche di dare un governo diverso al Veneto dopo 15 anni. C'è questa possibilità perché il centro-sinistra ha dimostrato in questi 5 anni in Consiglio regionale di essere alternativa, e chi ha governato si sta dividendo puramente sul potere, sul nome. Invece ci vuole una proposta. Una domandina, una curiosità velocissima, sì. Rifondazione Comunista per esempio, che è scomparsa dalla compagine parlamentare a livello nazionale, che tipo di riflessione fa? Come si presenterà? Che cosa? Fa una riflessione di contribuire per le nostre forze, insomma, nel Veneto a costruire una coalizione ampia, plurale, ma che sappia trovare un fondo comune, un'idea comune di un governo di un Veneto alternativo al disastro che abbiamo assistito, anche sul piano dei valori, non solo di tutto questo avremo modo naturalmente di riparlarne, ne riparleremo in maniera più vivace più avanti, anche perché si stanno un po'... chiaramente abbiamo le festività natalizie davanti che rendono tutti più buoni in questa fase, credo, quindi siamo più sereni, animi sereni, le elezioni sono tra Natale e Pasqua, vediamo dopo il palotto dell'Epifania che cosa succederà. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguiti. Comunque continuate a seguirci, perché subito dopo ci sarà anche questa sera la storia di Fatti Nostri di questa settimana. Sarà Giulia Salmaso a raccontarcela nel Vicentino. Il titolo di questa storia è La casa di Piero. Vediamo subito dopo la pausa pubblicitaria di che cosa si tratta. Continuate dunque a seguirci, appuntamento con Fatti Nostri la settimana prossima, stesso giorno, stessa ora. Vi ricordo che torneremo a parlare di scuola nella prossima puntata, e nel corso della settimana vi spiegheremo anche perché. Buona serata intanto.